Bene, allora, buongiorno a tutti, buongiorno anche a chi ci segue sui canali di Directa Sport, Federciclismo Sardegna, anno 2024, consueto oramai appuntamento per raccontare quello che è stato il 2023. Saluto e ringrazio Angelica Scarpa che Ciao Mauro, mi darà una mano in questa lunga, come al solito, ma non lunghissima, come ricorderete, mattinata. L'anno passato 3 anni insieme, l'era del Covid ci aveva in qualche modo obbligato a andare molto veloci per recuperare, quest'anno invece abbiamo solo un'annata, il 2023, e racconteremo che cosa? Numeri importanti, pensate, oltre 200 gare, dovrebbero essere con precisione 210 gare, 4.000 tesserati Federciclismo Sardegna, 105 società e un dato, 10 società nuove, sono numeri che interessano e interessa soprattutto un altro dato, la Sardegna è una regione che riesce ancora a esprimere gare in tutte le specialità del ciclismo e non è una sciocchezza questa perché ci sono regioni che non riescono a farlo, parlo ad esempio del downhill, parlo del team relay, insomma di tante specialità particolari. Ne parliamo subito con il presidente del Federciclismo Sardegna Stefano Dessì, che invito a salire qui sul palco per fare un po' quello che è il punto di quest'annata. Tu vai in bicicletta? Mi capita, poi la nostra terra offre dei paesaggi fantastici, quindi è un plus per questo sport sicuramente. E soprattutto Sennori, qui c'è la gara storica più antica della mountain bike, qui nasce la mountain bike e questi scenari permettono tutto questo, ma ne parleremo dopo. Buongiorno Presidente intanto. Prova, ok, no, buongiorno a voi, grazie al centro, grazie Mauro, grazie per la splendida collaborazione, ma intanto un caro saluto a tutti voi, grazie per essere venuti al consueto appuntamento annuale con cui diciamo tutti assieme festeggiamo, ci prendiamo questo bel momento con cui condividere quella che è stata la passata stagione, quindi elogi ai campioni, elogi alle persone che si sono distinte, ma chiaramente un elogio a tutte le società che quotidianamente svolgono un lavoro fondamentale per lo sport. Grazie al Comune di Sennori, Assessore Desini, la prima volta che veniamo diciamo, a fare questa cerimonia, abbiamo diciamo, negli ultimi anni optato per una festa itinerante, no? Nord, sud, centro, ci spostiamo e siamo ben contenti di essere qui a Sennori che ha una grandissima tradizione ciclistica. Ne approfitto anche per ringraziare Giovanni Cocco che ci ha così proposto questa sala, presidente del comitato provinciale, ma soprattutto un pioniere della mountain bike con una bellissima società a Sennori che ha fatto storia, la storia del ciclismo sardo, soprattutto facendo fare attività a tantissimi giovani e mi auguro che magari possa rilanciarsi nuovamente in questi anni un attimino di crisi. Faccio una premessa, attendiamo, anzi ecco adesso è appena arrivato Bruno, il presidente del CONI che saluto, stavamo attendendo. Ciao Bruno. Siamo anche in attesa del nostro vicepresidente vicario nazionale Carmine Acquasanta che ahimè ha subito un ritardo nel volo per Roma, quindi appena arriverà lo chiameremo nel palco e lo ringrazieremo per la sua presenza. E detto questo, come dire, ringrazio naturalmente tutti i componenti e lo staff del comitato regionale, tutti i collaboratori, i responsabili delle strutture, perché veramente dietro una federazione c'è un grande lavoro, un lavoro impegnativo, importante. Il nostro movimento è un movimento molto ampio, variegato, dalle specialità della strada a quelle del fuoristrada, come ricordava Mauro, alcune anche molto particolari e complesse da svolgersi. Quindi di fatto il lavoro è tanto e senza una grande famiglia che lavora unita, che collabora, difficilmente si riescono a realizzare e a raggiungere i risultati sperati, che sono soprattutto quelli di promuovere lo sport, il ciclismo in particolare, fare del bene ai giovani e stare vicino alle nuove generazioni e poi chissà, se nascono i campioni, beh, ben venga. L'obiettivo olimpico senz'altro è
l'obiettivo primario delle federazioni, anche se su questo io continuo a dire che unitamente a questo obiettivo primario, quello dei giovani, debba essere messo sicuramente in primo piano. Qualche curiosità ce l'abbiamo, una domanda te la farà Angelica, prima vado io, ma questo 2023 che anno è stato? Il 2023 è stato un anno particolare, veniamo da 2 anni circa di questa, ormai ce la stiamo dimenticando, pandemia da Covid-19 che comunque ha caratterizzato tutto il movimento sportivo, la società tutta. Da questo siamo entrati in una nuova fase, no? Una fase di ripresa, una fase che chiaramente poi si sta caratterizzando per una serie di dati e di situazioni chiaramente variegate, perché comunque si ristabilizzano determinati equilibri, ma allo stesso tempo si aprono anche dei nuovi scenari. E quindi sicuramente è stato un anno da questo punto di vista, un banco di prova del post, diciamo, crisi, del post interventi e di tante altre diciamo, vicissitudini che hanno caratterizzato questi anni. Detto questo, è stato un anno, ahimè, caratterizzato da questa riforma dello sport che diciamo, le conseguenze diciamo, si verificheranno man mano, andremo poi a valutare poi nel proseguo quali saranno effettivamente e soprattutto come il movimento diciamo, avrà risposto a questa ulteriore incombenza diciamo, d'ordine burocratico e amministrativo che obiettivamente sta ingessando un attimino il mondo sportivo, soprattutto quello che è il mondo del dilettantismo e del volontariato. Però tutto sommato io credo che con la passione, con la buona volontà i dirigenti societari si stiano man mano formando, hanno contezza di quelle che sono le responsabilità, anche diciamo, le classi dirigenti sportive si stanno man mano ringiovanendo e questi sono dati importanti che sicuramente ci consentiranno di proseguire e superare questi momenti. Grazie. Ascolti Presidente, una curiosità, c'è una disciplina che è cresciuta più di altre? Allora, diciamo che dal punto di vista del rapporto tra le varie discipline ci sono comunque dei cicli. Sicuramente in Sardegna le specialità, la disciplina prevalente è il fuoristrada e in particolare negli ultimi anni con piacere siamo orgogliosi di avere 2 discipline abbastanza specifiche che sono una la downhill molto particolare, caschi integrali eccetera, difficilissima e complicatissima da organizzare e dall'altra l'enduro in particolare che man mano stiamo cercando di rilanciare, ecco. C'è un ceppo di appassionati che con grande volontà sta cercando di fare quadrato, quindi di far sì che questa famiglia man mano si allarghi, soprattutto anche perché in questa disciplina si stanno avvicinando diversi giovani e questo è sicuramente un dato importante per la Sardegna perché sono discipline veramente molto molto particolari rispetto alla tradizione stradistica, quella che poi caratterizza un po' la storia del ciclismo e anche a livello mediatico chiaramente quella che un po' tutti più conosciamo che è il ciclismo su strada. E questo è un dato che comunque diciamo, la predominanza delle discipline del fuoristrada è anche dettato dal fatto che svolgere quella specialità per certi versi è un attimino più agevole, soprattutto a livello giovanile, sia per quanto riguarda il mezzo meccanico, la bicicletta che si usa, ma soprattutto perché non si sta in mezzo al traffico e oggi il traffico, seppur in un'isola che in fase di spopolamento, perché comunque queste sono le proiezioni, di fatto con una densità, con un territorio molto ampio, quindi una densità non altissima di popolazione, però comunque sia, soprattutto nelle aree come la città metropolitana, ma penso anche all'interno di Sassari, di altre grosse città, chiaramente diventa un problema svolgere queste discipline in strada, soprattutto con i giovani. Adesso facciamo la magia nel 2024, lavori al velodromo di Quartu e parte anche il pista. Allora, diciamo che noi ci auguriamo che possa ripartire la pista. La pista in Sardegna, quindi la specialità pista, manca da tantissimi anni. L'unico impianto regionale, tra i pochi anche in tutta Italia, è il velodromo di Quartu Sant'Elena, che è ormai in fase di ultimazione. A breve andremo a fare una prova tecnica
che andrà il nostro tecnico regionale Giuseppe, che ringrazio, con diciamo, col Comune di Quarto stiamo definendo questo ultimo step. C'è una prova tecnica sul battuto, sul cemento, che sarà funzionale a capire se effettivamente il lavoro è stato fatto a regola d'arte prima di andare a spalmare, dico questo termine, non so se sia corretto, a posare, per meglio dire, la resina finale, che deve essere chiaramente perfetta per il tipo di specialità che si deve andare a svolgere. Quindi una volta fatto questo, i lavori ormai sono quasi completati. Sarà un impianto polivalente, quindi che consentirà non solo di fare l'attività in pista, ma anche discipline giovanili su strada e nel fuoristrada, e dopodiché questa sarà una sfida che dovremo cogliere tutti dal punto di vista poi del praticare effettivamente questo sport. Quindi ci auguriamo questo, se ripartirà anche la pista. In Sardegna diciamo che più o meno abbiamo tutte le discipline di fatto praticate, quelle che il ciclismo abbraccia. Grazie Presidente, aggiungo io tra gli altri ingredienti nuove scuole giovanili, impianti sempre più sicuri, costante attività di formazione, insomma questo è un po' quello che è stato questo quadriennio. No, formazione e ciclismo giovanile, cioè i giovani, io dico sempre, questa è diciamo la base, è quello a cui tutti noi dobbiamo pensare. Il ricambio generazionale è un qualcosa di non semplice, intanto perché le nuove generazioni stanno cambiando le tendenze, i modi, quelli che sono le priorità. Non entriamo così nel dettaglio, ma di fatto non si vive più come si vive 40 anni fa, quindi far sì che i ragazzini continuino a fare sport è un impegno a cui devono credere prima di tutto le famiglie, e allo stesso tempo questi giovani sono chiaramente inondati da tante di quelle possibilità, di quelle attività, e scegliere di fare uno sport soprattutto di fatica, chiaramente non sempre è una delle scelte diciamo principali che un giovane che un giovane può fare. Quindi da questo punto di vista questa è una grande sfida a cui veramente tutti quanti dobbiamo con passione e con serietà diciamo cercare di affrontare e di vincere. Grazie Presidente. Allora io adesso chiamerei, intanto avete visto ci ha raggiunto prima il Presidente del CONI Sardegna Bruno Perra, chiamerei però, farei gli onori di casa, prima l'assessore allo sport del Comune di Sennori, Roberto Desini. Allora Sennori è un centro di circa 7.000 abitanti, siamo a est di Sassari, siamo arrivati ieri sera, dall'alto tutto il golfo. Davvero mi sento di dire che è un centro questo che ha già una valenza turistica importante, ma forse la potrebbe avere ancora di più. Centro culturale di Sennori, grazie dell'ospitalità. Grazie Mauro, buongiorno a tutti, benvenuti qui a Sennori, e ringrazio la Federazione Ciclismo Italiano per aver scelto la cittadina di Sennori per ospitare un evento così importante. Ci mette all'attenzione dello sport e del ciclismo isolano in una giornata così importante. Oltretutto da uomo di federazione sono il vicepresidente della FIGC, quindi capisco che l'evento dell'anno è il più importante. Giustamente si danno i dovuti riconoscimenti dopo una stagione di sacrifici, di impegno, e colgo l'occasione, così quando mi capita di partecipare ai eventi nostri della FIGC, io farei un grande applauso soprattutto ai dirigenti delle società che con tanti sacrifici portano avanti l'attività nei propri ambiti, con delle ricadute sportive ma soprattutto sociali incalcolabili. E porto il saluto del sindaco di Sennori Nicola Sassu, e noi siamo orgogliosi come amministrazione comunale poter ospitare questo evento, ma non avremmo potuto mai dire di no al fraterno amico Giovanni Cocco, che ci lega un'amicizia ultra decennale. E cosa dire? Adesso salutare il presidente amico Bruno Perra del CONI, dicevo che con grande orgoglio questa amministrazione negli ultimi 15 anni abbiamo fatto un piano di investimento molto importante nell'ambito sportivo, sia in termini di impiantistica, ma ancor di più ritengo di approccio
dello sport in generale, perché riteniamo che al di là dell'aspetto meramente prettamente sportivo, se noi abbiamo un paese, una comunità dove ci praticano più discipline sportive, potremo dare più possibilità ai nostri ragazzi, potremo avere potrebbero andare incontro alle cose brutte che la vita spesso purtroppo offre, e quindi i risultati che stiamo ottenendo nell'ambito calcistico, cestistico, come diceva poco fa il Presidente Perra, nell'ambito delle arti marziali abbiamo il campione italiano di sollevamento pesi, la mountain bike che continua questo lunghissimo percorso dell'MTB Senior da oltre 32 anni. Evidentemente abbiamo tanti difetti, ma qualcosa di buono la facciamo. Quindi di questo ne siamo fortemente orgogliosi, e soprattutto ci fa piacere che la nostra comunità possa accogliere degli eventi così importanti e gratificanti del mondo sportivo isolano. Grazie. E avete anche il Basilio Canu, che è casa delle più importanti realtà sportive del Nord Sardegna, Latte Dolce, Torres Femminile, e poi attenzione perché il Sennori Calcio si sta ritagliando un ruolo da protagonista nel campionato di promozione. Sì, questo per esempio è la testimonianza, è un percorso che avevo iniziato con Giovanni quando in amministrazione. Noi abbiamo un campo sportivo omologato per la Serie D, omologato anche per le nazionali giovanili sino all'Under 21. E ritornando a quello che dicevi tu poc'anzi Mauro, ci sono anche delle importanti ricadute in termini economici, perché per esempio da poco abbiamo ospitato la partita di Cartello Cavese prima in classifica con il Latte Dolce, perché noi abbiamo le doppie tribune, e devo dire che a vedere il nostro paese invaso di tifosi campani, quindi anche abbastanza frizzanti, è stato piacevole, e le ricadute economiche le stiamo riscontrando anche quando giocava la Torres femminile in Serie B. Chiedo al Presidente Stefano De Sì di risalire sul palco perché c'è un presente, un segno che l'amministrazione comunale di Sennori vuole consegnare proprio al Presidente della Federciclismo Sardegna. Grazie Angelica intanto, grazie, eccoci qua. Proviamo anche in camera se riusciamo poi a stringere sulla targa. Bene. Bene. Insomma, Terralba Cagliari e quest'anno Sennori. Allora, chiamerei il Presidente regionale del CONI, Bruno Perra. Buongiorno Presidente, grazie per essere venuto anche oggi fin qui. Vi ricordo che è in arrivo anche il Vicepresidente vicario della Federazione Ciclistica Carmine Acquasanta. Buongiorno Presidente, intanto un saluto, sia a piacere. Con grande piacere, buongiorno a tutti, con grande piacere che partecipo a questa festa del ciclismo. Il ciclismo è sicuramente una delle federazioni più importanti del panorama olimpico italiano, una federazione dove c'è tantissimi atleti, tantissime associazioni, insomma il ciclismo è il ciclismo, non è che io devo raccontare niente di nuovo, e quindi mi fa molto piacere. Si vede anche oggi che c'è grande partecipazione, perché venire domenica mattina a Sennori per poter festeggiare l'anno sportivo è sicuramente un motivo per voi di grande piacere, ma soprattutto è anche un po' un piccolo sacrificio. Quindi grazie a tutti quanti presenti, grazie al Presidente Stefano De Sì che mi ha invitato, grazie al delegato di Sassari Giuseppe Manca, grazie al dottor Desini, l'assessore allo sport, che è una persona sensibilissima nei confronti dello sport. Io lo dicevo poco fa, un comune così piccolo dove si riesce a fare un'attività sportiva così numerosa, con tante discipline che ottengono oltretutto dei risultati importanti anche dal punto di vista agonistico, non sono tanti in Sardegna, e sicuramente questa amministrazione ha lavorato molto, sia dal punto di vista, diciamo, della pratica sportiva, ma soprattutto a quella degli impianti. Il campo di calcio è bello, il campo di pallacanestro lo stanno riqualificando e diventerà un campo anche quello molto importante per il territorio, e così tante discipline. Partecipano alcune nostre società ai progetti del CONI, che sono i centri CONI e l'EduCamp, quindi significa che c'è grande sensibilità.
ma oggi è la festa del ciclismo, credo che sia la cosa più bella, perché festeggiare un anno di sacrifici e soprattutto dove gli atleti ottengono anche delle soddisfazioni, insomma, ottengono dei risultati importanti, sia giusto festeggiarli. Io non devo aggiungere altro se non quello di ringraziare di cuore tutti quelli che operano nel mondo sportivo, perché abbiamo bisogno di tutti. È un mondo bello, è un mondo dove se non si fanno sacrifici non si ottengono risultati. Agonistico, ma anche e soprattutto dal punto di vista dirigenziale, che spesso ci sono delle persone che non si vedono, ma sono quelle che spesso portano avanti l'attività. Quindi grazie a tutti e buona giornata e buona festa. Solo un flash, Presidente, riforma dello sport, la domanda è: ce la faremo? Il ciclismo è fatto di davvero tanta passione, tanti presidenti che sono anche istruttori, che seguono i propri ragazzi sulle strade, è durissima, soprattutto per le piccole società, parlo soprattutto degli adempimenti. La riforma dello sport fa parte ormai del nostro mondo, quindi ce la faremo per forza. Abbiamo superato la pandemia, quindi supereremo anche la riforma dello sport. È ancora chiaramente tutto in divenire, però i nostri dirigenti sono bravi perché sono pronti ad accogliere le novità e soprattutto saremo tutti uniti per cercare di dare una mano a chi ne avrà bisogno per superare questo momento. Quindi stiamo tranquilli e fiduciosi. Grazie Presidente Bruno Perra, CONI regionale Sardegna. Allora, siamo a Sennori, allora chiamerei la voce, ma non solo del mountain bike Sennori, la voce delle gare del cross in tutta l'isola, Presidente del Comitato Provinciale Federciclismo, ma anche Presidente del mountain bike Sennori, speaker in tutte le gare, Giovanni Cocco. Grazie, buongiorno. Insomma, questa voce la conoscete. Vieni. Buongiorno a tutti. Se non volete fare chilometri, come dice il Presidente Stefano, proponete la prossima festa da voi. A parte gli scherzi, era l'itinerante. Ho chiesto subito a Roberto, come ha detto lui, approfittato subito. Grazie a voi, perché vedo proprio tutte le società di tutta la Sardegna. Parliamo da San Rocca, Villacidro, Olbia, Architano, Donori, che è venuto, mi aveva promesso che veniva ed è venuto, ecco, per dire grazie a tutti voi per la presenza. Poi cosa devo dire io? No, parliamo dei 52 anni di storia, no? Del mountain bike 32 Sennori. anni. 32 anni, scusa, 32 anni. Sì. L'abbiamo detto più volte. No, il clou di questo club, maestro Giorgio Sara, nel 2013 cosa riuscì a fare? Siamo riusciti ad arrivare quarti come campionato di società a livello nazionale. Abbiamo portato tantissimi ragazzi fuori e siamo riusciti in Coppa Italia, diciamo, non Coppa Italia, ma bensì per società arrivare quarti a livello nazionale. Quest'anno ininterrottamente andremo a fare il cross country, la 32esima edizione, ininterrottamente. Ininterrottamente significa anche quando c'è stata la pandemia? No. Sì, perché l'abbiamo fatta, c'è stato il periodo che hanno bloccato dal 9 di marzo, che l'ultima gara è stata a Platamona dell'amico Gallozza, hanno bloccato, poi a maggio hanno riaperto e noi, con tutte le difficoltà che tutti sanno perché abbiamo affrontato tutti, siamo riusciti a farla il 20, se non sbaglio, di settembre. Bugia mia, un anno solo non l'abbiamo fatta perché è morto il Papa e hanno bloccato tutto. Solo per quello. Era successo che era morto Wojtyla e non l'abbiamo fatta, però siamo 32 anni. Poi i ragazzi, chi c'era lo sa, nel 2016 abbiamo avuto il clou con Team Relay nazionale per comitati regionali, storico perché hanno partecipato su 20, ne hanno partecipato 17 comitati regionali e poi la prova dei Coppa Italia. Questa è la mountain bike scene. Siamo un po' in crisi, lo sanno tutti perché lo dico sempre. Speriamo di risollevarci e grazie a voi. E allora, meritatissimo il simbolo che l'amministrazione comunale
di Sennori, consegna a Giovanni Cocco, presidente del comitato provinciale, dalle mani dell'assessore allo sport Roberto Desini. Io lo chiamo ex perché lui era il mio ex sindaco, io sono il suo ex vice sindaco. Se posso, leggo all'amico Giovanni Cocco per il grande impegno profuso in questi anni per il ciclismo sennorese e regionale. Vi dico una cosa, siccome Giovanni è stato il mio vice sindaco nonché assessore allo sport, avevamo fatto una scommessa che ovviamente ho perso perché io sono un podista, ho detto vi do la delega allo sport, continuo a avere quella, però vieni a correre con me per metterti in forma. Come avete visto ho perso la scommessa. C'è anche un dottor Schirru, che ogni volta che mando la foto mi manda la foto del peso e quello che ti misura. Ho detto vabbè, mi dispiace. Comunque dico grazie di cuore a Giovanni per tutto quello che ha fatto in questi anni per Sennori, per la società LMTB, ma penso che sia riconosciuto da tutti per il ciclismo regionale e spero che, visto che adesso è in pensione, quindi ha un sacco di tempo, che possa proseguire in questa avventura. Sì, lo dico a tutti, l'avventura inizia domenica con il Gran Fondo dei Mulini a Osilo. So che i ragazzi non possono partecipare, ma l'organizzazione della ciclobottega insieme alla Full Guide. Io inizio domenica e la finisco l'8 di giugno ininterrottamente a Sennori, quindi ti invito già, ci sarà la premiazione. Ricordo che la premiazione sarà più lunga della gara, perché quest'anno si assegnano, se ci sono tutti, 34 maglie, quindi sarà lietata da un po' di pasta e un po' di fagioli come nostra abitudine. Grazie a tutti, a dopo. Grazie anche a Giovanni Cocco. Ora CONI presente anche con Giuseppe Manca, delegato provinciale CONI di Sassari. Questa la scaletta degli interventi come da tradizione, vi sento di dire. Buongiorno, insomma la curiosità è anche un po' quella di sapere il ruolo che il ciclismo ha ovviamente a Sassari, ma soprattutto un saluto. Allora un breve intervento per lasciare spazio ai veri protagonisti della giornata di oggi. Allora cosa voglio dire? Voglio dire che sono qui oltre che doverosamente anche con molto piacere, perché il ciclismo è uno sport che amo particolarmente. Il ciclismo è uno sport che insegna, che educa alla fatica, quella di salire e scendere, circuiti, montagne, percorsi complicati, ma quindi anche alla fatica della vita, alle gioie, alle difficoltà. È uno sport che veramente è la metafora della vita. Allora invito soprattutto ai ragazzi che sono qui numerosi. Lo sport non ammette scorciatoie, lo sport è impegno, sacrificio, fatica, tanta fatica e rinuncia a cose molto più divertenti magari, ma lo sport ripaga sempre. Lo sport ripaga facendoci soprattutto, non con una medaglia in più o in meno, ripaga facendoci diventare delle persone migliori, delle persone importanti, delle persone valide. E sappiamo bene tutti quanto oggi questo è importante in un mondo così confuso dove niente è come prima e quindi dove i valori che lo sport esprime sono ancora molto importanti, indispensabili. Grazie ancora a tutti, buongiorno. Grazie allora Giuseppe Manca. Allora chiamerei un po' a chiudere questo ciclo di interventi Paolo Poddighe, presidente dell'ANSMES, Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo, presidente regionale, ovviamente anche, ricorderete, ex commissario del Comitato Italiano Paralimpico. Buongiorno. Insomma, buongiorno a tutti, io credo che sia una bellissima giornata, faccio i complimenti a Stefano. Stefano è sempre stato un artista da quando ha preso in mano il comitato tanti anni fa, anzi era molto scettico all'inizio, mi ricordo quando io ero presidente del Comitato Paralimpico e lui era un po' così, non molto convinto, ma invece ha fatto un bel lavoro e credo che sia una cosa importante. Qua il contesto e anche la presenza delle persone, insomma, delle personalità, credo che siano importanti. Io credo che Sennori meriti sempre un'attenzione dal punto di vista sportivo, perché io voglio ricordare che oltre al ciclismo, ma ha dato i natali a Peppino Tanti, che è stato olimpionico e dunque uno che ha rappresentato il territorio, e non ultimo il compianto
Angelo Vittiello, che oggi lui fa parte, le fai un applauso perché l'anno scorso abbiamo commemorato qua, e Angelo è stato un grande nel basket in carrozzina ma in tutto lo sport, e credo che questo sia un po' la chiusura. Io che rappresento il mondo sportivo dal punto di vista di Stelle al Merito e dunque di tutti gli sport, credo che Senno rappresenti effettivamente questo valore sportivo, e dunque grazie a voi che ci ospitate e grazie alla Federazione di Ciclismo che fa sempre questa bellissima manifestazione. Grazie a Paolo Poddi, che insomma non sono presenti ma giustificati, sono sempre stati inseriti all'interno della festa del ciclismo. Saluto ovviamente da lontano Elisa Marras, ma anche Gavino Usai, presidente del comitato regionale giudici di gara e responsabile direttore di corsa, sono impegnati in corsi di formazione per dare insomma un servizio sempre più attento e preciso alle nostre gare. Avremo una clip per presentare quello che è stato il ciclismo, un po' raccontato dalle telecamere di Directa Sport per quanto abbiamo potuto, ma prima c'è forse uno dei momenti più attesi, più delicati di questa mattinata, il premio Una Vita per il ciclismo. Chiamo sul palco, ringraziandolo per essere arrivato sin qui, con un applauso veramente molto, molto sentito, ad Alberto, noto per tutti, Nino Puddu. Lo abbiamo? Sì. Chiamo ovviamente anche il presidente regionale Stefano Dessì. Buongiorno Nino. Io lo dico, per il pluriennale impegno svolto in qualità di dirigente e tecnico con assiduità, passione e disinteresse a favore dell'attività ciclistica in ambito giovanile. Presidente e poi Nino. Arriva anche il microfono. Presidente intanto. Allora, io Nino lo abbraccio forte perché è una delle prime persone che ho conosciuto quando ho iniziato con la società ciclistica locale. E a dire la verità, magari Nino non si ricorda, ma io ho iniziato che appunto seguivo i giovanissimi, le prime gare a livello provinciale, e quante volte ci siamo scontrati. Nino era focoso, è focoso, e quindi dai percorsi, da chi deve partire prima, chi deve partire dopo, un centimetro più avanti la bicicletta del G1 della tua squadra rispetto a quella, no? Quando eri presidente e allenatore del centro di avviamento sportivo Las Vegas di Assemini, e effettivamente questa sua foga poteva essere anche vista quasi quasi in qualche modo magari in maniera negativa, ma in realtà tutta questa accalorarsi è perché Nino, che oggi è ancora qui, pensate, allena oggi, collabora con la società di Sesto, quindi alla sua veneranda età possiamo dircelo, pensate che passione veramente, 82 anni e ancora attivo e operativo. Hai avuto un intervento da poco, non diciamo che cosa, questo non lo diciamo, vabbè. Sei qui, questo è un premio che il comitato regionale ti dà per riconoscere tutto quello che hai fatto. Sei stato dirigente del comitato regionale, hai accompagnato tanti giovani ai campionati italiani, tante trasferte, Sicilia, Calabria, Puglia, trasferte tutte semplici, tutti posti semplicissimi per noi da arrivarci, con Pulmino. Campionati delle Master a Viareggio con Salvatore Enna, perciò sono orgoglioso perché siamo partiti, che siamo arrivati al punto della nave, scusatemi, che c'era l'inondazione, non potevamo andare nemmeno a prenderci il caffè oppure a fare colazione. Arrivo lì a Viareggio e c'erano tutti pronti, chiamandomi per nome, che io non conoscevo, chiamandomi per nome, vai a prendere i numeri che le biciclette le prepariamo noi. Così ho fatto e siamo riusciti a vincere quella gara. Mai nessuno l'aveva vinta di noi. Perciò
ringrazio la federazione anche che quei 5-6 anni sono stato con loro a fare le trasferte, a fare tutto e niente, ci ho messo tutto il mio impegno. Purtroppo adesso sono 3 mesi fermo e spero che riprenda subito. Arriva il premio, ma se volesse dare un messaggio ai giovani, qual è? Il messaggio ai giovani è perché nella società esistono i dirigenti, esistono i direttori sportivi, devono lasciare da parte i genitori, che sono quelli che maggiormente fanno ritirare i bambini o perché la scuola è troppo importante o perché altre cose sono di merito. Perciò i ragazzi devono pensare già all'età loro di avere questo sport e questo sport deve seguirlo fino alla fine, che ne avrà le sue soddisfazioni. Grazie, grazie. Allora Nino, arriva il premio anche dalle mani del presidente regionale ad Alberto Puddu, riconoscimento insignito del premio Una Vita per il ciclismo. Sì. Posso dire, Mauro, sono qua, un aneddoto su Nino. I ragazzi che hanno partecipato con lui ricordano tutti mezza banana. Prima di partire a tutti era data mezza banana e questo è Nino Puddu. Vedi, questa è una curiosità. Alla faccia dei tanti integratori, no? del momento. Bene, siamo arrivati praticamente a iniziare questa lunga mattinata. Dicevo, abbiamo presentato una clip, ormai anche questa è una piccola tradizione, 2 minuti per raccontare quello che è stato, quello che abbiamo potuto raccontare attraverso le telecamere di Directa Sport. Ci godiamo questi 2 minuti e poi iniziamo.
di questo giro, ma lo sapete, nell'isola, lo ridico ancora una volta, oltre 210 gare che ci promettiamo insomma di raccontare magari in futuro. Iniziamo adesso con la vestizione delle maglie, perché ci sono ancora da vestire le maglie. Lascio a te la parola, Angelica. Se non sbaglio è la prima vestizione, quella relativa al vincitori del Grand Prix Salvatore Enna, e allora li chiamiamo a uno sul palco. Allora, Federico Agus, Nicola Giorri, Sara Murgia, Maura Lai, Federico Pileri, Alessandro Prato. Salite tutti. Le società sono quelle del Velo Club San Roque, la Fabio Aro Academy, ancora la Gialetto 1909, la Società Ciclistica Terranova e il Team Pieri Calamai. Vincitori del Grand Prix Salvatore Enna premiano Giovanni Cocco, Luciano Spano, Stefano Dessì e Bruno Perra, a cui chiedo di salire sul palco. Facciamo la consegna delle maglie. Tra l'altro vedo anche profili piuttosto interessanti. Alessandro Prato, ricordo, è uno dei profili su cui le società della penisola hanno messo gli occhi da tempo e che ci sta regalando belle soddisfazioni. Ne approfitto anche per ringraziare ovviamente anche le aziende che hanno sostenuto questa festa del ciclismo. L'avete visto, il brand di Cicli De Murtas, Vanni De Murtas di Nuoro, che insomma ci dà una grossa mano nella produzione della diretta e di questa giornata, ovviamente oltre allo sforzo del comitato regionale sardo del Federiciclismo. Federico Agus, categoria esordienti primo anno, Nicola Giorri, esordienti di secondo anno, Sara Murgia, donne allieve, Maura Lai, donne esordienti, Federico Pileri allievi e lo junior, come detto, del Team Pieri Calamai, società, se non sbaglio, toscana, Alessandro Prato. Facciamo la foto anche con i rappresentanti istituzionali, così abbiamo una foto che rimane. Le taglie sono giuste? Bene, mettiamoci tutti insieme. Foto. Questi sono i vincitori del Grand Prix Salvatore Enna. Bene, grazie ragazzi. Chiedo di rimanere qui per premiare, perché passiamo adesso ai vincitori del Grand Prix tipo pista. Sono Giuseppe Fancello per la categoria esordienti e la società SC Terranova, Federico Pileri categoria allievi SC Terranova e Alessio Fois Juniores Crazy Wheels ASD. Team Crazy Wheels, tra l'altro c'è una novità, Team Crazy Wheels 2024, un anno storico, lo diremo? Forse. Ci sono i ragazzi? Li rinominiamo, li richiamiamo? Giuseppe Fancello, Federico Pileri, Alessio Fois, non c'è nessuno? Sì. Vieni. Federico, giusto? Hai visto? Ho azzeccato e ricordo bene. Allora, sei da solo, ti prendi, mentre che il presidente Bruno Perra ti veste. Grazie per essere venuti qui, accompagnati dal vicepresidente federale Ottavio Cervo. Questo è un vostro atleta, no? Giusto? Che facciamo? Non ce lo premiamo? Federico, che anno è stato? Sì. Che anno è stato? È stato un anno positivo il 2023? Certo. Si va sempre in bicicletta? Quante volte a settimana? 5, 4 volte 5. Tutti i giorni. Grande Federico, bravo davvero.
E arriva la consegna della maglia. Grazie. Chiamiamo adesso i vincitori del Grand Prix Downhill. Premiano in questo caso Gabriele Destro, Maurizio La Capria, Giuseppe Manca e Roberto Desini. Vincono? Chi sono? Sul palco salgano Gioele Multineddu per la categoria esordienti nella società Olbia Racing Team, Antonio De Sena per la categoria allievi del gruppo sportivo Zema Olbia Tempio, Matteo Mura per la categoria junior della società Team Spaccaruote, Pasquale Troiani della categoria Under 23 della società Olbia Racing Team, Gianluca Cara della categoria Elite della società Olbia Racing Team, Lorenzo Serra della categoria Elite Sport della società Olbia Racing Team, Luca La Capria della categoria Master 1 della società Team Spaccaruote, Mirko Cuccu della categoria Master 2 della società Olbia Racing Team, Giovanni Natale della categoria Master 3 della società Team Spaccaruote, Karsten Marowski della categoria Master 5 della società Mistral Downhill Alghero. Si dimentica sempre di venire a prendere i premi. No, vabbè, adesso è andato bellissimo entro. Quando vedo da una parte quelli che date sono la società, dall'altra quelli. Questi, ricordo, sono i vincitori del Grand Prix Downhill. Faccio un plauso agli organizzatori delle società, è una disciplina particolare da fare in pienissima sicurezza. Mi vengono in mente ovviamente tutti gli aspetti relativi proprio al soccorso di una disciplina spettacolare, le protezioni, i caschi, insomma, non è una disciplina come le altre. Complimenti per chi organizza le gare di downhill. Bene, ci siamo tutti? Questi dunque i vincitori. Grazie e andiamo avanti. Iniziamo con il premiare i campioni regionali. Sono questi gli attestati di eccellenza nell'isola. Iniziamo dalla Joergen Team. Chiamo sul palco Michael Francesco Giua, campione regionale di ciclocross, categoria Elite Sport. Ciao Michael, premia. Gabriele Destro, può risalire sul palco? Gabriele? Sì, premia. Ah, non c'è? Maurizio La Capria? No, non c'è neanche. Giuseppe Manca, chiediamo allora al delegato. 2 diplomi, uno ovviamente per il titolo di campione e uno per la società. Bene, grazie. Grazie. A te Angelica, l'annuncio, il secondo. Allora, la seconda premiazione va alla società Alghero Bike per Sandro Marras, che è campione regionale nella specialità di cross country della categoria Master 4. Premia Giuseppe Manca, guarda, consegno io i premi. Ciao, buongiorno. Facciamo premiare l'assessore dello sport, vedo un bravo, sostenitori. Chiediamo all'assessore Desini se può salire a premiare. Sì. Alghero Bike ASD, consegna dei diplomi. Perfetto. Bene. Andiamo avanti, ora è la volta, rigorosamente in ordine alfabetico, l'avete notato. Anonima Trail Builders,
Chiamiamo sul palco Giuseppe Scalas e Maurizio De Montis, entrambi campioni regionali di enduro, rispettivamente il primo nella categoria Master 1 e il secondo nella categoria Master 5. Ci sono? Forse non ci sono, e allora veloci, andiamo avanti. Arborea Bike, Mauro Valente, 2 titoli, campione regionale di ciclocross, categoria Master 6, ovviamente stessa categoria, campione regionale di medio fondo. Non lo abbiamo? Vai avanti, non c'è. Andiamo avanti? Bene, e qua iniziamo a essere titoli corposi. Architano, Mountain Bike, MTB Club, chiamo Davide Contini, campione regionale di downhill Master 1, Enrico Balliana, campione regionale a cronometro allievi e regionale di cross country allievi di primo anno, Federico Pau, campione regionale di cross country uphill, categoria Elite Sport, Marco Serpi, campione regionale di marathon, stessa categoria, Martina Canargiu, campione regionale di cross country tra le donne allieve, e Omar Lampis, campione regionale di cross country uphill Master 5. Ci sono? Sì, dai ragazzi, dobbiamo avere un buon ritmo perché siamo in tanti. Premia, chiedo nuovamente a Roberto Desini, che magari è in zona? No, si è spostato? Siamo sempre qui, Giuseppe manca, siamo ancora nella prima fetta di premiati. Guarda Giuseppe, se puoi rimanere sul palco così andiamo avanti. Recuperiamo i diplomi corretti e arriva anche il premio da parte del delegato Coni Sassari. L'architano, perché non so Bene, andiamo avanti. Bike Team de Murtas Nuoro, Andrea Loviccu, campione regionale di ciclocross Master 3 e campione regionale della montagna, anche campione regionale di cross country vai uphill. avanti, vai Francesco avanti. Maddano, lo citiamo però, no? Campione regionale della sì. montagna Master 4 e Thomas Selenati, campione regionale di ciclocross Master 1. Allora andiamo avanti, andiamo al Bike World Team. Alberto Olla, campione regionale di downhill Master 2 e di enduro. Non c'è? Capo Vai. Trail ASD, avanti. Riccardo Baire, Federico Mongittu e Andrea Frau, campione regionale di enduro, tutti e tre categoria allievi Master 3 e Master 4. E ancora Ciclo Club Antonio Manca, Andrea Pisanu, campione regionale della montagna, categoria Master 1. Crazy Wheels ASD, Gabriele Pili, campione regionale di ciclocross categoria juniores, Aurora Marroccu, campione regionale su strada donne allieve, e Alessio Fois, vincitore del Grand Prix tipo pista juniores. Li abbiamo i ragazzi della Crazy Wheels? Non c'erano neanche i dirigenti fino ad ora, forse ho visto Massimo Montigi che può salire, eccolo qua, È di fronte a te. sono perso, a ritirare. Gli altri dirigenti non c'erano. Da questo momento, se non ci sono le società, ma almeno i dirigenti, salite a ritirare comunque i diplomi. Andiamo avanti. Cycling Team Gallura, Giovanni Battista Muretti, campione regionale di cross country uphill, categoria Master 4. Intanto è arrivata Aurora. C'è un dirigente della Cycling Team Gallura? No? Allora andiamo avanti. Cycling Team Progetto Sport, Antonello Puggione, campione regionale di ciclocross, categoria Master 7. La società c'è, ho detto prima, dirigenti della società. Salite comunque sia atleta che dirigenti. Eccoci qua, ci siamo. E premia Massimo Montigi, può salire nuovamente a premiare, vicepresidente regionale Federciclismo Sardegna, vicario. Li ho visti, non mancano, assidui frequentatori, tra l'altro con un bottino davvero molto molto ampio, forse il più importante, Donori Bike Team. Cristian Melis, campione regionale di marathon e di ciclocross, categoria Master 4. Emiliano Murtas, campione regionale su strada della montagna, marathon, ciclocross, medio fondo e
Gran Fondo, categoria Master 5, Erospiras, campione regionale di ciclocross e cross country Appeal Master 2, premia intanto Ercole Faedda, c'è? Sì. E Massimo Pintori per chiudere il bottino della Donori Bike Team, campione regionale a cronometro, strada, medio fondo e gran fondo della categoria Master 4. Mauro, una curiosità dal presidente, fatti dire quante gare hanno vinto nel 2023, perché io ho perso il conto. Sì, glielo chiediamo? E ci dai anche... Buongiorno Nicola intanto. Giovanni Cocco dice: quante gare avete vinto nel 2023? Molte, una quarantina comunque. Abbiamo fatto una novantina dal 2020, dunque diciamo che sta andando bene. Poi anche con il settore giovanile, con la neonata scuola di ciclismo, stiamo completando tutto l'iter del ciclismo, spinti dal presidente Stefano, che non vedo, dov'è? Non c'è più. Anni che ci spingeva alla creazione della scuola di ciclismo, ce l'abbiamo fatta, allontanamelo. E poi è imminente una gran bella gara. Sì, noi apriamo la stagione in strada il 3 marzo a Villa Simius con una novità nel panorama ciclistico, una bella sfida perché siamo bravi nel settore fuoristrada ed è la prima esperienza nel settore strada, infatti ci affidiamo a voi di Directa Sport anche per riprendere l'evento. Ci saremo, grazie Donori Bike Team. Mi raccomando, una gara giovanile anche, non giovanissima, una gara per gli esordienti e gli allievi. Andiamo avanti, 2P Cycling Project, Stefano Piras, 2 titoli, campione regionale di medio fondo Master 3, campione regionale di cross country, stessa categoria. Buongiorno e grazie a Stefano, vieni, sali su. Premia ancora Ercole Faedda, se possibile, scusa mi sono sbagliato, volevo chiedere di rimanere qui. Bene, Esplora SD, il campione regionale è Elisabetta Palermo, campionato regionale di cross country, donne master over 40. Non c'è neanche un rappresentante della società. E allora andiamo avanti. Fabio Aru Academy, Emanuele Sedda, campione regionale di ciclocross, allievi di primo anno, Leonardo Onida, campione regionale di cross country, esordienti di primo anno, Nicola Giorri, vincitore del Grand Prix Salvatorenna, esordienti di primo anno. Premia Giuseppe Manca, a cui chiedo di salire. Ci sono i ragazzi della Fabio Aru Academy? Stanno arrivando. Ricordiamo anche un po' questa trasformazione che c'è stata, no? L'ex piscina Irgas. Giovanni, ci aiuti? Sì, come dicevamo ieri, questa è una delle 10 società nuove nelle nuove affiliazioni, però sappiamo benissimo che sono i ragazzi che prima erano sulla piscina Irgas, adesso con la Fabio Aru Academy si sono diciamo specializzati nelle categorie agonistiche. Questi sono i ragazzi, i dirigenti. Ci dispiace che non ci sia Fabio, però la prossima volta. Eccoli qua, campioni regionali, chiedo al delegato di stare sul palco così andiamo ancora più veloci. Bene, andiamo avanti. Cycling Team Gallura, Alessandro Garau, campione regionale a cronometro, Elite Sport, gruppo sportivo ovviamente, Roberto Mura, campionato regionale a cronometro Master 3 e Sebastiano Bianco, campione regionale di cross country Master 5. L'abbiamo Cycling Team Gallura? Questo no? È un team che ha cambiato nome, hanno fatto affiliazione, è un'altra società, non è Gavino Usai come responsabile, però oggi non c'è. Ritira per ragioni di vicinato. Aspetta, no, c'è il campione, c'è come società, non c'è, però lui Sebastiano che ritira come il diploma della sua categoria. Premia, dobbiamo recuperarli perché li avevamo consegnati. Master 3. Sì, a questo punto premia a Ottavio Chicervo. Grazie Giuseppe Manca.
Guarda Ottavio, stai qua, ti facciamo continuare a premiare il gruppo sportivo Fancello Cicli. Vabbè, in questo caso la sorte ha voluto. Si premia da solo. Pietro Mureddu, campione regionale su strada Elite Sport, adesso chiamiamo campione regionale di mediofondo anche nella categoria Elite Sport, Paolo Ruggero, campione regionale di mediofondo categoria Master 2. Chiamiamo a premiare Carlo Spanu, direttore di corsa internazionale, insomma, lo ricorderete, lo ricordate, insomma, per la presenza sulle strade. Ok, arriva anche l'applauso anche per i premi che vanno, ricordo, a Pietro Mureddu e Paolo Ruggero. Pedale Siniscolese, c'è qualcuno? Perché dobbiamo premiare Martina Satta, campionessa regionale di ciclocross, donne esordienti di primo anno. C'è proprio Martina, l'applauso è doppio. Premia, facciamo salire Paolo Poddighe, se c'è? Sì, grazie. Tanto chiedo anche al presidente dell'ASME se può rimanere poi sul palco perché andiamo davvero veloci, grazie. Martina Satta. Bene, gruppo sportivo Zama Olbia, chiedo a Paolo Poddighe di stare qui perché premiamo Antonio De Sena, campione regionale di downhill, categoria allievi e vincitore del Grand Prix downhill. Abbiamo il gruppo sportivo Zema di Olbia, mi sembra di no, allora andiamo veloci. Gialetto, Giovanni, che dire della Gialetto 1909? Giovanni Cocco, che dire? È una società che questa, come già letto nel 1909, è una polisportiva, quindi c'è il calcio e altre discipline. Da qualche anno si stanno con dei ragazzi, ecco la dirigenza, con dei ragazzi stanno portando avanti una scuola appunto per giovanile. Maura Lai, campionessa regionale su strada donne esordienti e vincitore del Gran Prix Salvatore Enna. Guarda, mi piace questa didascalia delle società, faccela sempre, va bene, man mano che li chiamo. Quando me le ricordo. Il fornaio, no scusate, siamo ancora in fase di premi. Il fornaio Macomer, Pasquale Piras, campione regionale a cronometro e di mediofondo Master 8 e Saverio Casula, campione regionale della montagna Elite Sport. Ci sono? Non ci sono, quindi no, non ho visto nessuno. Andiamo avanti. Karel Sport, Federico Lecca, campione regionale di marathon e gran fondo Master 6, Luca De Sì, campione regionale di marathon e cross country Master 2, Maurizio Olla, campione regionale di gran fondo Master 3, Mauro Vacca, campione regionale su strada sempre Master 3. Qualcuno della Karel? No, non c'è nessuno neanche per la Karel. Andiamo avanti. Mass Bike Team, Alessandro Scanu, campione regionale di marathon categoria Master 1, e ancora Mistral Downhill Alghero, Karsten Marowski, campione regionale di downhill Master 4 e 5, vincitore del Grand Prix downhill, ovviamente stessa categoria. Non c'è nessuno? Sì, lo abbiamo, ha ritirato anche le maglie prima. Chiediamo di... Vediamo dove siamo. Qui premiamo Paolo Poddighe, posso chiedere lo sforzo ancora qui sul palco? Ah, questo downhill. Ci vuole testa per il downhill? Ci vuole concentrazione. L'errore non è... Non è ammesso, l'errore non si può fare. Consigli per un giovane che vuole iniziare? Provarci, bisogna tentare, andare e insistere. Bicicletta particolare? Enduro DH. Insomma, davvero complimenti, Ricordo disciplina in discesa su tracciati molto molto spettacolari e rapidissimi. Siamo arrivati alla Montreal Bike, chiamo quindi Fabrizio Farci, campione regionale della montagna Master 2, Stefano Pani, campione regionale di cross country Master 6 e Daniela Ennas, campione regionale di ciclocross Master Woman 2. Non ci sono? Nessuno della Montreal, e vado avanti. Nurrio Roli MTB, Mirko Pischedda, campione regionale di enduro Elite Sport. Lo abbiamo? Sì, sì, ci sono, vai avanti, ci sono. Vai Giovanni, raccontaci. Nurrio Roli, solo uno, dai. Ragazzi, ci siete in tanti,
È una società che in questi 5 anni, possiamo dire... Il premio va solo a Mirko Pischedda, poi li richiameremo tutti insieme. Lo abbiamo, Mirko? Allora, Pischedda non c'è, ma chiamiamo tutti i ragazzi. Saliamo tutti, dai, saliamo tutti allora. Sai, arrivare a Nurri non è così. Appunto, dai, venite tutti su. Prendetevi giustamente la scena, poi ci sarà anche vi chiameremo anche per i titoli di società, ecco perché. Premia Bruno Perra, giovani, tanti giovani. Allora facciamo salire il presidente regionale del CONI. Salgono anche Marco Cocco e Luigi Cabras, così acceleriamo un po' anche le operazioni di premiazione. Diceva una società molto diploma di società. Adesso dobbiamo dare, abbiamo detto che il premio era solo per Mirko che non c'è, quindi lo diamo al rappresentante della società. Lo diamo al rappresentante della società. Poi vi chiameremo dopo per i titoli di società. Dai, ai più grandi. La Nurri Orroli MTB. Grazie Presidente, stai qua magari così. Bene, grazie ragazzi. Li rivediamo dopo sicuramente. Li rivediamo per i titoli di società dopo. Sì, li vediamo. Sono voluti salire tutti insieme. Il Nurri Orroli viaggia all'unisono, anche se c'è un solo campione. Olbia Cycling SD, Michael Francesco Giuo, l'abbiamo già visto, lo rifacciamo salire perché campione regionale di cross country Elite Sport. Ripeto, anche Marco Cocco e Luigi Cabras, se possono stare sul palco, così acceleriamo ancora le operazioni di premiazione. Come dire, poco fa l'abbiamo visto nella veste di un'altra società, ma da quest'anno questo è il vincitore come Olbia Cycling, quindi è un'altra società. È stato un finire con uno e iniziare con un'altra. Bene, a posto così. Grazie Michael. Andiamo adesso ai titoli di società. Premiamo dunque, chiamiamo il Velo Club San Rock, campionato regionale meeting di società giovanissimi, ma anche campionato regionale di società giovanissimi e campionato regionale di ciclocross team relay. Luciano Spano, l'ho visto, dovremmo averlo? Salite con tutti i ragazzi, dai, così facciamo anche una bella immagine di questo ciclismo giovanile. Vedo anche una maglia particolare, perché io ricordo che c'è stato un titolo eccezionale conquistato proprio di recente dal Velo Club. Li facciamo salire. Possiamo dire che per il Sud Sardegna è certamente una delle società più attive nel settore giovanile. Nel frattempo che consegniamo... Luciano, cosa avete vinto di recente? Di recente? Ma recente 2024? No. 2023 abbiamo vinto 3 medaglie d'oro al meeting nazionale per quanto riguarda le categorie giovanissime, in particolare la bambina è una G1 femminile, la G3 femminile e G3 maschile. Poi abbiamo vinto, ormai l'hai già detto tu, abbiamo vinto il meeting regionale, abbiamo vinto il campionato regionale, quelle 3 prove e poi un'infinità avvicinati il microfono di risultati. Altra cosa, dovrei stare tutto il giorno a parlare, se no. Grazie, complimenti, Velo Club San Rock. Vado avanti intanto. Sì, state ancora perché ne abbiamo ancora un po'. È una società, dicevo, giovanile, però per la multidisciplina. Sono ragazzi che fanno prevalentemente strada, però non rifiutano nella multidisciplina, dalla fuoristrada, dal ciclocross, tutte le specialità, come avete visto, anche la disciplina di abilità e queste cose qua. Grazie ragazzi, come dico sempre, di esistere. Grazie a voi. Bene, grazie, potete andare. Chiamiamo intanto la Sestu Bike che ha vinto il campionato regionale crono squadre amatori fascia A. Non so se c'è qualcuno della Sestu Bike, sì. Premia ancora Marco Cocco e Luigi Cabras insieme.
Si sono presi la scena prima, gliela ridiamo, perché si muovono da soli, insieme. Nurri Orroli, nuovamente tutti sul palco, campionato regionale di cross country, team relay. Dai ragazzi, veloci, la Nurri Orroli deve risalire per portarsi a casa un altro titolo per società. Prego. Rimaniamo ancora con Marco Cocco e Luigi Cabras. Una società abbastanza giovane, non è che è da molto nel mondo del ciclismo, ma è una società che sta dando da fare dai ragazzi con la scuola della Nurri Orroli, dai giovanissimi, ma soprattutto nel 2023 ha spaziato dalle Gran Fondo alle cross country, alla downhill, un po' di tutto. Ci ha portato, diciamo, anche in quei bei posti di Baunei che eravamo anni che non ci si vedeva. Grazie a Andrea. Bene, grazie ragazzi. Adesso è la volta del gruppo sportivo Fancello Cicli, campionato regionale crono squadre amatori, fascia C. State ancora qui? Eccoci. La fascia C, per capirci, è la fascia superiore che va dai Master 6 in su. Queste sono le fasce, i ragazzini del ciclismo, ecco, arrivare al momento Ottavio. Bene, grazie, andiamo avanti, nuovamente sul palco, Donori Bike Team, campionato regionale crono squadre amatori fascia B, campionato regionale di ciclocross, team relay, categorie amatoriali. Donori Bike Team, Nicola Schirru a seguito di tutto il Dream Team, possiamo definirlo così, Giovanni? Sì, anche loro è una società, come dicevo prima, come la Nurri Orroli, non sono da tanto sul mondo del ciclismo, ma hanno interpretato prima con le categorie amatoriali, poi, come diceva poco fa il presidente Nicola, stanno andando avanti con la scuola di ciclismo. Emiliano, ahimè, ha dato una brutta notizia lo scorso anno che si vuole ritirare, però... Ricordiamo, ex professionista. Ex professionista, Emiliano. Ma ha lasciato le mani a Pintori e a Aerospira, manca il ciclocrossista per natura Cristian Melis che è fuori per lavoro. Bene, grazie ragazzi della Donori Bike Team. Ora chiamiamo la Crazy Wheels di Santa Giusta, campionato interprovinciale sul giovanissimi, non è presente, stiamo per finire l'ultimo di questa prima tranche. Alghero Bike, campionato interprovinciale Nord Giovanissimi, è presente l'Alghero Bike? Sì, venite ragazzi, così questo primo blocco lo chiudiamo con questi bei colori giallo-rossi di Alghero. Giallo-rosso come la bandiera catalana, quindi come Alghero, anche loro iniziato tanti anni fa con i master e poi, come dire, si sono, posso dire, perfezionati anche nei ragazzini, come li vedete, hanno fatto questa scuola di ciclismo, sono ospiti di un altro paese, non proprio di Alghero, ma anche loro nella multidisciplina fanno, con questi ragazzi che vedete, vanno in tutta la Sardegna e quando possono anche fuori sono sempre disponibili a tutte le gare. Grazie. Grazie. Bene, allora adesso grazie anche per la consegna dei premi. Abbiamo il presidente del Panaton Sassari, Sergio Zanotti, qua. C'è? Venga presidente, insomma ci racconti un po' che cosa è il Panaton Sassari. Buongiorno a tutti, un compito difficile in due parole raccontare che cos'è il Panaton, però prendo spunto da quello che hanno detto prima i relatori che mi hanno preceduto. Lo sport è fatto, come sappiamo, dagli atleti e questo è scontato, ma è fatto, come ha detto il Presidente del CONI, dal lavoro dietro le quinte dei dirigenti. Ecco, il Panaton non è altro che un'associazione che mette insieme tutti quelli che hanno fatto sport in linea di massima di età avanzata e quindi che sono ex atleti, ex arbitri, ex presidenti di società che anziché stare a casa vicino alla televisione si sono messi insieme e fanno un'azione di servizio a tutte le discipline sportive. Quindi io
ringrazio gli organizzatori per averci invitato. Io faccio questo compito da meno di 30 giorni, però sono nel Panathlon da tanti anni e sono molto contento di essere stato coinvolto, perché chi mi ha portato nel Panathlon tanti anni fa è stato proprio Angelo Vitiello, che prima abbiamo salutato con un applauso, che qui a Senio è stata una persona proprio che non saprei definire che cosa faceva nel Panathlon, faceva tutto, quindi questo è una cosa che veramente mi onora. Concludo sì, parlando di Angelo, Presidente, parlando di Angelo, perché poco fa l'applauso, era un ragazzo che ha avuto un incidente stradale ritornando da Nuoro, un servizio, lui era un poliziotto ed è rimasto in carrozzina, ma la carrozzina non l'ha fermato. Assolutamente, lui con la sua carrozzina faceva tutto, compreso l'atleta, chiaramente con la Dinamo. E quindi per noi del Panathlon Sassari c'è un legame veramente affettivo con Senio, e ecco l'onore che ho di essere qui, chiaramente insieme all'autorità sportiva. Una caratteristica del Panathlon è quella di occuparsi di tutti gli sport, quindi io sono onoratissimo di essere venuto qui perché dobbiamo stare vicini a tutti gli sport. Bene, grazie agli organizzatori. Grazie Sergio Zanotti per questo rapido intervento che ci aiuta un po' a spezzare, no? Questo fiume di premiati. Arriviamo adesso ai risultati di rilievo individuali, cioè gli atleti sardi che si sono distinti per risultati a livello nazionale. Iniziamo con le medaglie d'oro, quindi salgono sul palco Alberto Pilloni, campione italiano cronometro individuale Master 7, Adriana Perdici, campionessa italiana cronometro individuale Master Woman 2, Eleonora Pilleri, campionessa italiana strada Master Woman 3, Emiliano Murtas, campione italiano cronometro individuale Master 5, Matteo Mascia, campione italiano cronometro individuale Master 2, Michela Evaristo, campionessa italiana cronometro individuale Master Woman 3, Pasquale Piras, campione italiano con cronometro individuale Master 8, Simonetta Cerchetti, campionessa italiana cronometro individuale Master Woman 6, sempre Simonetta Cerchetti, campionessa italiana strada Master Woman 6. Premiano Ottavio Cervo, Carlo Spanu e Massimo Montigi. Vediamo chi è presente di tutti questi atleti. Salite sul palco. Sì? Va bene, va bene. Ci fermiamo, facciamo questa finestra. Siamo in ritardo. Siamo in ritardo. Sì, siamo in ritardo. No, chiedo a voi, non lo so. Mauro, per ricordare a tutti che anche quest'anno sarà riproposta la gara, sempre il Giro delle Miniere, sarà riproposta anche i campionati italiani e per la prima volta, se non sbaglio, ci sarà il campionato italiano per donne, diciamo, parliamo di master. Però bene, visto che visto che c'è, vorrei ricordare con un grosso applauso chi? Simona. Bene, grazie. Andiamo adesso a secondo gradino del podio, le medaglie d'argento. Chiamiamo, quindi state qui perché dovete premiare tutti i risultati di rilievo e loro rispondono a nome di Cristiana Azzori. Cristina Azzori, medaglia d'argento, campionato italiano strada, Master Woman 5. Cristina Murru, medaglia d'argento, campionato italiano strada, Master Woman 4. Enrico Spano, medaglia d'argento, campionato italiano trial, Master 1. Michele Evaristo, medaglia d'argento, campionato italiano strada, Master Woman 3. Nadia Cherchi, medaglia d'argento, campionato italiano strada, Master Woman 6. Filippo Capone, medaglia d'argento, campionato italiano cronometro individuale Elite Sport. Giuseppe Lampis, medaglia d'argento, campionato italiano cronometro individuale Master 3. Massimo Pintori, medaglia d'argento, campionato italiano cronometro individuale Master 4. Roberto Usai, medaglia d'argento, campionato italiano cronometro individuale Master 6. Salvatore Daga, medaglia d'argento, campionato italiano cronometro individuale Master 7.
Paolo Basoni, medaglia d'argento, campionato italiano cronometro individuale Master 8, Cristina Ligas, medaglia d'argento, campionato italiano cronometro individuale Master Woman 3, Nadia Cherchi, medaglia d'argento, cronometro individuale Master Woman 6. Eccoli, medaglia d'argento, risultati di rilievo degli atleti sardi a livello nazionale. Bene, andiamo al bronzo, medaglie di bronzo adesso. Loro sono Andrea Lovicu, medaglia di bronzo, campionato italiano ciclocross Master 3, Cristina Ligas, medaglia di bronzo, campionato italiano strada Master Woman 3, Luisa Giua Marassi, medaglia di bronzo, campionato italiano strada Master Woman 5, Michael Giua, medaglia di bronzo, campionato italiano ciclocross Elite Sport, Michela Dongu, medaglia di bronzo, campionato italiano strada, Master Woman 4, Antonio Marongiu, medaglia di bronzo, campionato italiano, cronometro individuale, Master 1, Christophe Nicolas Masseri, medaglia di bronzo, Masserei noi non lo sbagliamo mai perché lo sentiamo da 10 anni, forse anche 20, Giovanni? Scusate, medaglia Eccolo di bronzo, qua. Diciamo qualche anno, dai, così se no siamo Master 6, scusate. Mario Giuseppe Fundoni, medaglia di bronzo, campionato italiano, cronometro individuale Master 7, Michela Dongu, medaglia di bronzo, campionato italiano, cronometro individuale Master Woman. Un applauso. Eccoli. Fatemi in questo caso ringraziare anche Mario Fundoni per il precisissimo e costante supporto nella comunicazione regionale col racconto delle gare. Ringrazio anche tutti coloro che scrivono delle gare sui propri canali social. Io spesso vado, frugo, prendo, faccio un sano copia e incolla, perché se l'obiettivo è raccontare di ciclismo e farlo il più possibile, credo che nulla ci sia di male se non quello di prendere da chi è stato sulle strade. Grazie Mario Fundoni. Bene, siamo adesso ai risultati di rilievo per società, quindi andiamo avanti. Dovrebbero essere... Sì, intanto siamo in debito della consegna di Antonio Marongi. Intanto dicevo, risultati di rilievo per società, campionati italiani. Chiamiamo sul palco Donori Bike Team, Gruppo Sportivo Fancello Cicli, Sardinia Bike School e il Team Bike Academy. Li abbiamo? Cicloamatori, scusate, fascia B, fascia C, fascia A e fascia donne. Ovviamente anche in questo caso parliamo delle medaglie d'oro. Continuano a... Premi ancora Ottavio Cervo. Campionato italiano cronosquadre, sì. Come dicevo prima, anche questi sono a fascia d'età. La fascia 3, posso dire così, la fascia 3 e la fascia C sono quelli che vanno da Master 6, la fascia B sono quelli che vanno nei Master 3 e 4, mentre la fascia diciamo dall'Elite Master Sport sino al Master 3. No, non è mio quello. Dicevi Giovanni, scusa. No, era solo per capire com'era divise le fasce. Sono divise in base alla... Sì, buonanotte. Manca solo che si metta a fischiare. Bene, andiamo alla medaglia di bronzo. Stiamo parlando sempre dei risultati di rilievo per società. Ciclo Bottega Factory Team, lo dico io, dai, medaglia d'argento, campionato italiano cronosquadre, cicloamatori fascia A, ma anche cicloamatori fascia C, mentre il Triathlon Team Sassari porta a casa la medaglia d'argento al campionato italiano cronosquadre, cicloamatori fascia C. Li abbiamo le due società? No, andiamo avanti. Andiamo al bronzo. Cycling Team Gallura, medaglia di bronzo, campionato italiano cronosquadre, cicloamatori fascia A, e Team Full Gas by Serse Coppi, bronzo ai campionati italiani cronosquadre, cicloamatori fascia B.
Ancora Ottavio Cervo, chiediamo se può premiare l'ultima di questa carrellata. Ottavio. Bene, abbiamo una seconda parte dei campioni regionali. Io però prima, per spezzare, chiamerei Giuseppe Atene, tecnico regionale. Facciamo poi il punto di quello che è lo stato dell'arte, anche il materiale umano giovanile e il lavoro che si sta facendo con i ragazzi. Buongiorno Giuseppe. Sì, buongiorno a tutti. Qual è la domanda? Allora, intanto lo stato dell'arte, insomma, sei tecnico regionale, quindi hai a che fare quotidianamente con i giovani. Come sono i nostri, facciamo una parte non tecnica, come sono di testa i nostri atleti? Allora, a livello giovanile diciamo che le nostre leve sono, diciamo, pronte e rispondono bene a quelle che sono le richieste. Lo dimostrano tante scuole di ciclismo che, lavorando e confrontandosi anche, diciamo, con il resto dell'isola, comunque riescono ad avere degli ottimi risultati. Dobbiamo sicuramente migliorare dal punto di vista degli agonisti, perché questo gap che in questi ultimi anni abbiamo riscontrato dobbiamo cercare di ridurlo sempre più, e questo naturalmente nasce dall'impegno tutti noi, comprese le società, i tecnici, e quindi del lavoro che andiamo a fare tutte le settimane. Nino Puddu ha detto mettete da parte i genitori. Atene che dice? Che i genitori ci sono sempre stati, andranno gestiti, ecco, quindi non li mettiamo da parte, anche loro hanno il loro ruolo, dobbiamo cercare di coinvolgerli nel proprio ruolo, ecco. Però non possiamo farne a meno, ci mancherebbe. E se no i figli chi li fa? Eh sì, anche quello è vero, Profili, io un po' di nomi li sento, insomma, Balliana, mi sembra, Prato, sono un po' quelli che stanno facendo un po' parlare. Tu che mi dici? Sì, sicuramente tu hai fatto i due nomi dei ciclisti sardi che, diciamo, su cui possiamo puntare maggiormente, quindi li ho visti anche prima, mi fa piacere che sono in piena attività, pur correndo spesso naturalmente fuori dall'isola, ci rappresentano e possono rappresentarci al meglio. Bravo, buon equilibrio, perché il ciclismo questo impone. Grazie Giuseppe. Ultima cosa, metodologie di lavoro, cambia qualcosa? C'è qualche novità? Insomma, oltre alla formazione, abbiamo detto, comitato attentissimo da questo punto di vista? Sì, ci sono delle novità. Adesso a metà marzo abbiamo un incontro con tutti i formatori nazionali, il settore squadre nazionali, proprio per confrontarci su quelli che possono essere le nuove metodologie in ambito internazionale. Poi l'obiettivo è sempre quello di riportare, diciamo, in periferia dei nuovi concetti, delle nuove modalità operative, quindi ci stiamo lavorando anche su questo. Grazie Giuseppe Atene, tecnico regionale. Andiamo avanti, seconda parte dei campioni regionali. E allora, vediamo un po', eccoci qua, iniziamo, torniamo alla chiamata per società in rigoroso ordine alfabetico. Olbia Racing Team, Gianluca Cara, campione regionale di Downhill e campione regionale di Enduro Open, ma anche vincitore del Grand Prix di Downhill categoria Elite. Gioele Multineddu, vincitore del Grand Prix Downhill esordienti, anche campione regionale di Downhill stessa categoria. Giuseppe Diomedi, campione regionale di Enduro Juniores. Lorenzo Serra, vincitore del Grand Prix Downhill Elite Sport, stessa competizione vinta invece da Mirko Cuccu nella Master 2 e da Pasquale Troiani nell'Under 23. Ci sono, salite sul palco, premia, lo andiamo a pescare, Massimo Montigi e Bruno Perra. Torniamo a chiedere, è uscito un attimo? No, l'abbiamo, grazie Presidente. Quando peschiamo i giovani chiamiamo i massimi vertici dello sport nell'isola. Forse qualcuno non c'è e quindi chi non c'è conserviamo. Non sono venuti.
Bene, questi li conserviamo. Guarda, metto qui. Bene, no, vi chiedo di rimanere così facciamo, se possibile, qualche altra premiazione. Grazie ragazzi, complimenti. Andiamo alla società Pulsar con Giulio Carboni, campione regionale di cross country uphill, ciclocross e di gran fondo. E poi Nicola Gessa, campione regionale per cross country, gran fondo e cross country uphill. Li aspettiamo sul palco. Eccoci qua, dai ragazzi, un po' rapidi. Giovanni, notte? Sì, posso dire che è una società che zappano molto, ecco, quello possiamo dire così. Giulio, girati il giubbotto. Diciamo così, è una società che, come dire, zappano molto. Li vedi sempre queste foto perché riescono a pulire tutti i monti di Capoterra, fra San Rocco e Capoterra, diciamo, e Pula. Però è una società che, diciamo, che sono molto nel sociale, fanno molto quanto riguarda gli apripista nelle gare, nelle manifestazioni podistiche sia che a Cagliari che a Pula e che a Santa Margherita, sono sempre presenti, ma soprattutto la loro specialità è la marathon. Quest'anno il 24 ripropongono le 3 caserme che è la marathon per l'eccellenza, insieme a qualche un'altra che poi vedremo come Pau e altre. Bene. Ricordo che se ne vedrò poco, ma lei è il presidente della società, è presidente come riguarda donna, sono poche le presidentesse, possiamo dire così. Stiamo consegnando i diplomi alla società, così ci sono i dirigenti, c'è il presidente, così vengono consegnati in sede. Grazie, ancora qua presidente. SC Cagliari, Renato Pani, campione regionale di Marathon, Master 7-8 e campione regionale di Cross Country, Master 7. Qualcuno dell'SC Cagliari? No? Andiamo avanti? Nessuno. Fausto Coppi, 72, qui siamo nel Sassarese, Camilla Paulesiu, campione regionale di cross country donne esordienti, e Mattia Folegani, campione regionale di cross country esordienti di secondo anno e campione regionale di enduro esordienti. Qualcuno della Fausto Coppi? È certo che sì, siamo davvero a un tiro di schioppo da Sassari. Che dire della Fausto Coppi? Che dire, una società della Fausto Coppi che è stata in questi anni rilevata, posso dire dalla Angelo Gallozza, ma dalla Progetto Sport, sono, come dire, entrati in prepotenza nel mondo dei ragazzi, nel mondo del fuoristrada. È una società storica, possiamo dire così, la Fausto Coppi è nata tantissimi anni fa, stava anche lì per chiudere, è stata rilevata e adesso è la società che gestisce il ciclodromo del comune di Sassari. Grazie. Andiamo avanti, ultimo sforzo per il presidente Bruno Perra, poi magari facciamo un cambio. Leandro Budoni, Antonio Basoni, campione regionale della montagna Master 8, Christophe Masserei, campione regionale a cronometro su strada, cross country e montagna Master 6, e Marco Giovanni Aru, campione regionale di medio fondo, categoria Master 1. Christophe, lo vedo, c'è qualcun altro? Insomma, immancabile in bici, immancabile sul palco, Giovanni. Sì, con Cristo è tantissimi anni che lo vediamo sulla strada, ma poi si è divertito anche nelle fuoristrada. Grazie Presidente, facciamo direi un cambio. Chiamerei Giuseppe Manca, posso nuovamente chiedere un piccolo piacere nel premiare. Allora, SC Monteponi, Matteo Magia, campione regionale a cronometro Master 2, nonché campione regionale su strada Master 2 e campione regionale di gran fondo, sempre stessa categoria, ma anche Simonetta Cerquetti, campione regionale su strada Master Women e campione regionale di gran fondo Master Women 6. Sale anche Gigi Magia, al quale non mi faccio sfuggire l'occasione di chiedergli le novità del Giro delle Miniere 2024. Che dire dell'SC Monteponi?
Anche lì una realtà che io conosco da tantissimi anni, ma aveva solo per quanto riguarda le categorie amatoriali, ma da qualche tempo in questa fase si è dedicato sia ai ragazzi, ma soprattutto a delle come dire, specialità come il tandem, specialità che fanno parte. Adesso Gigi Magia è più addentrato come per spiegare queste discipline che lui all'interno della sua società. Intanto novità 2024, Gigi buongiorno, noi ormai siamo belli in contatto perché sta arrivando, sta tornando. Sì, buongiorno a tutti, anche quest'anno proponiamo circa 15 gare a livello agonistico, a livello giovanile, a livello master. Fiore all'occhiello Giro delle Miniere, quest'anno all'interno del Giro delle Miniere abbiamo 3 prove di campionato italiano, prima giornata campionato italiano di medio fondo, terza giornata campionato italiano a cronometro e il 9 di giugno campionato italiano donne unicamente per la categoria. Gigi, complimenti perché grazie a questa gara quel territorio, grazie al sostegno dell'amministrazione Sardegna, quel territorio vive momenti, giornate di puro ossigeno. Con quante presenze negli alberghi? Tutto esaurito. Davvero, complimenti perché è davvero molto molto importante. Ricordo con tutta probabilità la più importante manifestazione cicloamatoriale del momento nell'isola. Grazie, grazie. Allora, SC Monteponi. Ora chiamerei SC Ozierese, chiedo a Giuseppe Manca di stare sul palco, Martina Becciu, campione regionale di ciclocross, donne esordienti secondo anno, e Luca Biancu, campione regionale di ciclocross, esordienti secondo anno. Venite ragazzi, rapidi anche in questo caso, così davvero ci manca pochino. Sono ragazzi che in quest'anno 2024 hanno cambiato casacca e quindi ecco perché si presentano con la nuova veste di società. La 2P è di, la Terranova è la 2P, la 2P è di Alghero, o anche questa è una nuova società che sta puntando sui ragazzi. Terranova è inutile che lo dico perché sono, come dire, loro anche una vita che soprattutto per le gare su Società Ciclistica Pedale Nuorese, Maria Elisa Marongiu, campione regionale della montagna Master Women, non so se l'abbiamo, altrimenti vado avanti. SC Terranova, Alessandro Salis, campione regionale di Marathon Master 3, Federico Pileri, 3 titoli, campione regionale su strada, Grand Prix Salvatorenna e vincitore anche del Grand Prix tipo pista nella categoria allievi, e poi Giuseppe Fancello, vincitore del Grand Prix tipo pista esordienti. Vedo solo Federico Pileri, premia delegato provincia di Sassari del CONI Giuseppe Manca. Ti porti a casa però tutti i diplomi da dare ai tuoi compagni di società. Bene, Federico Pileri per tutti. Ora è la volta della Sardinia Bike School, Antonio Marongiu, campione regionale su strada, Master 1. Mi sa che non lo vedo. E allora, Sesto Bike, Ariana Perdigi, campione regionale di Gran Fondo, Master Women 2. Anche lei non c'è. Team Bike Academy, Cristiana Azzori, campione regionale di Gran Fondo, categoria Master 5. Andiamo ancora veloci. Team Full Gas by Serse Coppi, Mario Giuseppe Fundoni. Guardate, sono 6 titoli. Campione regionale a cronometro su strada di medio fondo, di gran fondo, della montagna e di cross country, Master 7 e 8. Praticamente io lo chiamo per avere informazioni, lui mi dice dopo, sono in bicicletta a qualunque ora della giornata. Grazie Mario e complimenti. Quando non aiuta il figlio in officina. Ah, beh sì, è vero, è vero. Tra l'altro, scusa, lo devo dire Mario, protagonista di un audiolibro, non l'abbiamo detto, è di un audiolibro che si può trovare in rete, perché io ero stato chiamato da una rivista che mi chiedeva: hai un profilo del ciclismo sardo che può raccontare le sensazioni mentre pedala tra le vie del Nuorese? Mi è venuto in mente Mario Fundoni. Dove si trova quella traccia? C'è Mario che pedala sulle vie, scusate perché è una cosa veramente carinissima.
Grazia dell'Edda, in pratica. Su Grazia dell'Edda si trova questo audiolibro dove io pedali racconta pedalando su quelle strade. Davvero complimenti, non so se avete avuto modo, l'avevamo anche... Mauro, prima di andare avanti, visto che stavamo parlando poco fa del Giro delle Miniere, che non è così, qua abbiamo un vincitore del Giro delle Miniere, della Dolori Bike, Eros Piras, vincitore del Giro delle Miniere. Verissimo. Sì, insomma, in quel giro sono stati protagonisti, un po' tutti, ricordo quelle tappe. Andiamo avanti allora, siamo al Team Pieri Calamai, Alessandro Prato, ovviamente società della Penisola. Lui ha vinto il campionato regionale su strada, cronometro, Grand Prix Salvatorenna nella categoria Juniores. Complimenti Alessandro, continua a pedalare così forte. Intanto Team Spaccaruote, Sud-West Sardinia, Matteo Mura, campione regionale di Downhill e vincitore del Grand Prix Downhill Juniores, Luca Lacapria, vincitore del Grand Prix Downhill Master 1 e Giovanni Natale, vincitore del Grand Prix Downhill Master 3. Eccoci qua, complimenti. Bene, facciamo un cambio nelle premiazioni, chiamiamo Marco Cocco nuovamente sul palco, grazie, se possibile. Triathlon Team Sassari, Filippo Capone, campione regionale di Gran Fondo, categoria Elite Sport, che mi sa che non c'è, quindi andiamo avanti, lo abbiamo? No? Andiamo allora. Chiamali anche per gli altri, lascia perdere questo. Unione Ciclistica Guspini, Gabriele Marroccu, campione regionale su strada, esordienti il secondo anno, e Pier Andrea Carta, campione regionale di cross country, categoria Juniores. Mauro è una società che anche loro fanno tantissime gare fuori, soprattutto con gli juniors, ma è una società che predilige la multidisciplina, organizzano e partecipano a gare dai giovanissimi sino a gare di tutte le discipline. Poi in strada e cross country organizzano tutti e sono sempre, soprattutto con gli juniors, fuori in Toscana a partecipare. Chiudiamo in bellezza, direi che siamo proprio nei tempi che ci eravamo dati, 12:30, così è. Chiamerei dunque, anzi lascerei a premiare Marco Cocco. Chiudiamo col Velo Club di San Roque, Federico Agus, campione regionale su strada, ma anche vincitore del Grand Prix Salvatorenna di come tra gli esordienti di primo anno, campione regionale di ciclocross sempre nella stessa categoria. Sara Murgia, vincitore del Grand Prix Salvatorenna tra le donne allieve e campione regionale di ciclocross. E Stefano Dessì, omonimo del nostro presidente, campione regionale di cross country allievi di secondo anno e campione regionale di ciclocross. Insomma, chiudiamo nel migliore dei modi con la finestra su una delle società più attive a livello sardo in tutte le discipline. Abbassami sul volume. Vabbè, normalmente sono io che faccio sordi gli altri, ma adesso ce l'ho proprio nell'orecchio. Cosa dire? Non so neanche cosa dire sulla di San Rocco, perché ormai abbiamo detto tutto. Una cosa posso dirle come battuta: lasciamo fuori gli amatori, lui è solo, esclusivamente per le gare e per portare avanti i ragazzi da giovanissimi, PG giovanissimi, fino a tutte le categorie agonistiche. Grazie Luciano.
Bene, grazie. Insomma, direi che siamo in chiusura. Non so se abbiamo il grazie intanto a Marco Cocco. Dovremmo avere, e vorrei andare a chiudere questa lunga mattinata con Stefano Dessì, presidente del Comitato Regionale Sardegna. Grazie, per fare un po' il punto su quello che potrà essere il 2024, che se non sbaglio potrà regalare un appuntamento che entra in assoluto nella storia. Ecco qua, Presidente. Allora, intanto una notizia. Allora, in Sardegna una prova di gravel. Certo, stiamo cercando di capire se arrivava il vicepresidente vicario Carmine Acquasanta. Problemi di legami nei trasporti, che insomma sono noti a tutti, problemi nei trasporti. Dicevo, una prova di gravel quest'anno che rientra nell'ambito del circuito che conoscerete legato al Giro Sardegna. Dunque il Giro Sardegna acquisisce il brand Federazione Ciclistica Italiana, torna nell'egida della Feder Ciclismo Sardegna con questa delicata prova del gravel. Un primo commento su questo? No, ma allora, sì, ecco. No, intanto prima di fare un commento su questo, niente, ero fuori, stavo telefonando perché mi è dispiaciuto, ma l'Italia, ahimè, si dimostra in alcuni casi sempre la nostra compagnia di bandiera, nel bene e ahimè anche nel male. L'audio non si sente. Quindi è lì l'audio, com'è? Un forte ritardo del volo. No, questa non può da entrare Roma, in telecamera. un forte ritardo del volo da Roma a Cagliari, mi è dispiaciuto perché sta avvenendo adesso, è in auto no, era venuto a salutarci il vicepresidente vicario, caro amico Carmine Acquasanta, però purtroppo noi dalla Sardegna parlavamo prima di trasferte, di sport, di quanto effettivamente siamo un'isola che soffre l'insularità, e di recente questa insularità sta diventando sempre più fastidiosa, e per un paese civile evoluto questo non è sicuramente una bella vetrina. Mi auguro, al di là di questo sfogo, che in realtà questa è un'occasione di una festa, purtroppo peggiore ancora è quando ci si sposta per lavoro, peggiore ancora è quando ci si sposta per problemi di salute. Lo sport è anche portatore di valori e di principi, e io mi auguro, e spero però che non sia un augurio infinito, fin tanto che il Signore mi lascerà in vita, che i nostri politici, visto che siamo anche in campagna elettorale, forse è il caso anche in questa occasione di iniziare ogni tanto di ricordarlo, che si occupino veramente di quella che è la nostra criticità, un'isola chiusa tra questo bellissimo mare, ma non è un paese civile quello dello potersi spostare. E mi dispiace perché dal punto di vista della politica questo ancora oggi non è stato affrontato, e ho l'impressione che l'intenzione di affrontarlo poco ci sia. Detto questo, torniamo a parlare di sport. Ormai a conclusione di questa cerimonia, niente, è stata una sfida accolta quella di venire qui a Sennori, e l'abbiamo fatto davvero volentieri, davvero anche per ringraziare. Intanto per stare vicini al Nord Sardegna, è giusto un po', ecco, anche questa formula itinerante, anche questo obiettivo. Grazie comunque Giovanni per la disponibilità dalla sala e per averci anche così rallegrato un po' la giornata con alcune notizie, da uomo ormai che da tanti anni appassionato sta nel ciclismo, un po' conosce tutti, no? Anche perché vivi le gare in prima persona. Per tornare alla domanda che mi hai fatto tu, Mauro, in realtà sì, gli eventi internazionali sono un qualcosa di prestigioso per il movimento ciclistico, perché chiaramente sono parte integrante di quella che è la promozione, lo sviluppo, il bello, il godersi anche di vedere eventi, diciamo, rilevanti. Sicuramente uno di questi sarà questa specialità gravel, una prova internazionale, qualcosa di nuovo, una disciplina che ad alcuni piace, ad alcuni meno, un ibrido, no? Chiaramente, come tutti gli ibridi che non nascono in Italia, in questo caso neanche in Europa, ma a radici ancora più lontane,
un qualcosa di nuovo, un po' come è nuova adesso diciamo la moda delle e-bike, che comunque anche questo è un settore a cui diciamo rivolgersi. Dovrebbe svolgersi tutta a Orosei, una prova internazionale di gravel, un'organizzazione nuova con una società sarda, con uno staff però dal punto di vista logistico d'oltremare. Quindi questa nuova sfida è una novità per tutti e la vivremo sicuramente con piacere, nella speranza che si svolga al meglio. Per quanto riguarda invece un altro importante evento che, se dovesse essere confermato, sarebbe un qualcosa di straordinario per l'isola, non solo per il ciclismo ma straordinario per tutto lo sport regionale. In finanziaria sono stati deliberati i denari, quindi a chiusura della legge di bilancio regionale, un investimento importante e riguarderà la Coppa del Mondo di ciclocross, quindi significa quello che è il professionismo, non dal punto di vista legislativo, ma perché il professionismo nel ciclismo è solo su strada, siamo una delle poche federazioni che ha il professionismo per legge. Faccio sempre l'esempio, qualcuno mi diceva ma Sinner è un professionista, no? Qualcuno in televisione ha detto no, Sinner è uno straordinario nostro talento, ma non è un professionista, è un dilettante. Come? Non è possibile? Beh, dal punto di vista della legge italiana Sinner è un dilettante, perché chi è addetto ai lavori sa che la legge sul professionismo è una legge che prevede che il professionismo sia appannaggio, nel bene o nel male, di solo alcune federazioni. Tra questa c'è anche la federazione ciclistica per la strada, chiaramente, il fuoristrada no, e quindi neanche il ciclocross. Però dal punto di vista, chiaramente adesso al di là di questa diciamo particolarità diciamo normativa, un mondiale ciclocross significa gli occhi puntati di tutto il mondo sull'isola. Dovrebbe svolgersi nel territorio di Oristano con un'organizzazione sarda dal punto di vista formale, anche questa con uno staff che si occuperà della logistica oltre isola, quindi chiaramente non possiamo dare altri dettagli, anche perché è tutto in divenire. Gli organismi internazionali adesso dovranno deliberare diciamo l'inserimento in calendario di questa prova, che doveva essere prevista in un altro paese, purtroppo che invece non si potrà svolgere per vari motivi, e quindi si è aperta questa finestra, e se questo dovesse andare in porto sarebbe veramente un prestigio, un momento storico, oserei dire praticamente quasi unico nella storia dello sport italiano, di un evento di una caratura mondiale di questo tipo. Grazie Presidente Stefano Del Sì, grazie Angelica Scarpa per il supporto, la voce c'è ancora, sempre un po' di meno. Ovviamente questo contenuto trasmesso in diretta rimane sui canali di Directa Sport, rimane sui canali del Federciclismo, potrà essere rivisto, ci sono tutte le edizioni, insomma una bella biblioteca dello sport sardo. Grazie a tutti, viva il ciclismo, buona giornata. Buona giornata.